Quindi noi possiamo continuare a fare quello che vediamo la gente per il passaggio. Esatto. Per cui questo non è però tecnicamente danno spento. Come si chiama lei? Come si chiama lei? Si chiama Il discorso è, noi potevamo venire qua, io tra l'altro ho fatto un brevetto per portare il gelato 2 giorni per tenere. Si chiama box gelina, non è come una box. E per 2 giorni io faccio il catering ai VIP al 7° piano e quindi lui permette. Allora quando prima di partire abbiamo pensato, dico, che facciamo? Ci portiamo il gelato già fatto così in 10 minuti ce ne usciamo? Ma che piacere c'è? Qual è la soddisfazione? Allora, la differenza tra fare un prodotto già fatto e un prodotto che stai facendo è completamente diverso, specialmente per l'avvenire. E quello è la differenza di una scuola o un'altra, perché c'è la scuola con i semi-lavorati, in cui in 5 minuti tu fai tutti i gusti che vuoi. E c'è la scuola come quella nostra che facciamo all'antica che per fare una 10 granite, Giuseppe, e ci vogliono 2 giorni, ma fai una granita come si deve. Questa è la pressione, ora io mi scuso con lei per questa intromissione, spazio e visibilità. Per questa intromissione. Vedete che la differenza, lo so, vedete che la differenza fra fare una cosa dal vivo a vista e portarla già fatta cambia totalmente. Ripeto, io per accorciare i tempi, diciamo, ho fatto la miscela già completa, che è liquida, con l'acqua di mare, limone, senza zucchero, e una volta che la macchina già fa la prima, in 5 minuti facciamo l'altra. Però io gradirei che tutti assaggiassero quello che stiamo facendo. Noi vi invitiamo ad aspettare e quando la granita sarà pronta la assaggeremo. Prego, il microfono è dalla sua pazienza soprattutto. Siamo quasi. Ho portato la granita sarà pronta. Quasi pronta.